Scatman's World. SimCity. Allora ragazzi, ho accumulato un po' di soldini perché adesso devo togliere sta cazzo di centrale distrutta. Eccola qua. Se no qua mi porta a problemi non da poco. E ne costruiamo una di qua. Ok. Adesso speriamo di risolvere i problemi delle radiazioni, perché veramente è un problema non da poco. E qua c'è anche il problema della Waters. Allora qua intanto possiamo migliorare. Aspetta un secondo che qua New Firenze. Che sbocciami! New Firenze è messa bene, ottimo. Mi fa piacere. Purtroppo le radiazioni hanno creato dei problemi incredibili. Un po' sfortunato sono stato onestamente, perché vai. E vai. Allora adesso qua leviamo tutte queste case rincoglionite. Che sfiga però. Speriamo di risolvere il problema perché... Ok. Perfetto. Qua abbiamo levato veramente tutto. Ecco, ce n'è solo qua una, mancanza di energia, sistemato. Boh, ora adesso miglioriamo qua il tutto. Migliora, ok. Il problema è sull'energia. Ritornerai. Allora, vediamo qua le radiazioni. I batteri sono qua. Guarda che roba. Dio santo. Speriamo che col tempo se ne possa andare a fanculo, perché è un problema non da poco, Che nera però. Adesso cerchiamo di prendere anche una roba per l'acqua magari. Eccoci qua. Così risolviamo anche il problema dell'acqua. Ok. Anzi, quasi quasi, ne prendiamo anche due. Ok. L'acqua è sistemata. Mettiamo a posto anche l'ospedale, perché abbiamo visto che le radiazioni hanno portato a dei problemi incredibili. Che sfiga però ragazzi. Che sfiga incredibile. Ok. Adesso vediamo se si migliora un attimo il discorso delle radiazioni, perché sinceramente non è il massimo. Chiuso cercasi personale, è chiaro. Deve arrivare gente, lala. Ok. Mettiamo un po' di casette qua. Ok. E un po' di casette anche qua. No, qua non posso. Ora le cazziamo. Dove le cazziamo? Le cazziamo di qua. Facevo 10.000 a turno, ragazzi. Per colpa di questo terremoto del cavolo ho tutti sti problemi. Che sfiga. Adesso vediamo di risolvere sto problema. Secondo me, insomma, si dovrà risolvere, perché se no veramente uno ha un terremoto e non può più fare un cazzo. Mi sembra un po' strano, sinceramente. Ok. Vediamo qua l'energia a posto. Ok, baby. Mettiamo anche un parchetto. Ok. Buono, adesso vediamo un attimo se vanno via ste radiazioni del cazzo. No, secondo me non va via niente. Guarda che roba.
Vabbè. Ragazzi, se c'è un modo per togliere via le radiazioni, mandate il messaggino sotto il video. Ho capito. Qua le fabbriche lavorano anche abbastanza bene. L'energia è tornata regolarmente. Adesso ragazzi, il primo commento che ho bisogno è proprio capire come fare per ribonificare questa zona. Se c'è un modo, mandate un messaggino. Se non c'è un modo, ragazzi, New Firenze è segnata allo schifo perché non ho più possibilità di espansione. Credo che anch'io andare a fare la centrale vicino era un rischio e l'ho pagata cara. Porca trota. Pazienza. Vabbè, dai, 10.000 abitanti, ero a 15.000 che avevo 10.000 a turno, porca miseria. Vediamo qua. Teniamo così, dai. Teniamo così. Adesso però ho sistemato solo l'ospedale, ma non male. C'è tanta pazienti in cura e... purtroppo le radiazioni hanno portato a cose non tanto belle. Comunque ragazzi, la campagna con Edward, adesso i prossimi 2 video sul mio canale. Sono contento che sia piaciuta ragazzi, adesso stiamo anche sistemando alcune cose per renderla migliore, per non cavallare le voci di tutte queste cose qua. Però sono molto molto contento. Adesso ragazzi sto accumulando altri soldi per portarli a New Venice, perché adesso l'obiettivo è costruire tutti i centri culturali più importanti. E poi insomma andiamo a concludere la campagna in single player, in vero inglese. Vediamo qua se le radiazioni sono calate. No, qua non cala una sega. Vediamo un attimo, stiamo un attimo così, vediamo. Ok. No, qua purtroppo non cala niente. Ma guarda, che sfiga. Solo avere New Firenze, città. C'è la nuova Chernobyl, ragazzi. Porca miseria. Ta 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 ta. Niente, qua andiamo su un po' con i soldini. Adesso dobbiamo accumulare. Abbiamo accumulato un po' di soldini. Allora vediamo qua il discorso. Qua non cambia, vedete che purtroppo ce l'avevamo in quel posto. Allora facciamo così. Adesso regaliamo i soldi a New Venice, poi andiamo a New Firenze, vediamo un po' la situazione. Allora, regalotto. New Venezia. Vai, vai. Invia regalo a New Venezia. Perfetto. E adesso andiamo a vedere come sta New Firenze. Ok, che era un po'... no, Milano, scusate. Che era un po' che non mi godo New Milano. Ai ai ai. Che stanchetto che è il comandone. Ok. Qua come siamo messi? Beh dai. Abbiamo soldini anche qua. Buono, buono, buono. Mi è piaciuta questa tattica. Ho fatto 2 città piene di fabbriche che, insomma, con un bonus di allora molto positivo. E poi regalo tutto a New Venezia, così New Venezia non ha inquinamento, non ha un cazzo, cioè, te la godi e stai da Dio. Secondo me è stata una buona idea questa. Ok. Troppa criminalità, non rompete il cazzo. Guarda qua i traghetti cosa fanno? Tipo schettino, si scontrano. Oh. Che belli. Comunque ragazzi la campagna, i posti per la campagna in multiplayer sono finiti, non ho più neanche spazio nella lista amici. Cioè, quindi ragazzi purtroppo non posso più aggiungere nessuno, mi dispiace ma... mi sono arrivate 250.000 richieste. I primi che mi hanno richiesto l'amicizia li ho aggiunti. Sono andato proprio con questo criterio, ragazzi. Vabbè, qua regaliamo. Buono, andiamo.
Regaleotto. Ok, invia il regalotto. Perfetto. E adesso andiamo nella nostra cara New Venezia per capire com'è la situazione. Diciamo che questo è un video di assestamento per capire un po' le varie città. Ok, qua siamo in rosso. Siamo in assenza di energy. No, di acqua. Siamo che sporo meno 67 di acqua, fioi. Oh. Non va bene sta storia. Compra. Ok. Buono, buono, buono. Comprata da New Firenze. Perfetto. 100.000 abitanti. Qua tutto per il meglio. Le attività turistiche vanno bene. Torre di Pisa. Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. Energia è a 0, ma non male. Ok, l'acqua sistemata. Le acque reflue. Le acque reflue. Allora, le acque reflue. Vediamo un attimo. Ok. Ecco, bisogna forse fare a new... beh, dai, ci siamo. Dai, siamo messi bene, secondo me. Ok. Adesso devono arrivare i soldini. Allora ragazzi, obiettivi per il prossimo video. Intanto arrivano altri grattacieli. Kulturen. Abbiamo fatto Arco di Trionfo. Torre di Pisa. Quanto costa? 5,75. Questo costa tantino. Ragazzi, il prossimo è sicuramente l'Empire State Building, ma servono 575.000 dollari, o 1.000 euro, o 1.000 simeolon. Ai ai ai, sì, questo è duro, ma secondo me ce la possiamo fare. Quindi il prossimo obiettivo, Empire. Qua le acque reflue, non capisco il perché. Non ha molto senso. Devono arrivare i soldini. Ah, qua tagliamo il petrol. Il petrol. Ok. No, come non. Ok. E qua, ok, aspettiamo appena si ricarica. Lo vendiamo. Siamo tornati in perdita perché? Oddio, qua cosa c'è? Mancanza d'acqua, ma perché? Che pirla. Meno 200, siamo in leggera perdita. Attenzione. Attenzione. Ok. Ok. Tasse alte, cazzo. Mancanza di acqua. Porca troia. Ecco perché sono in perdita. Oh, siamo tornati più 2005. Buono, buono, buono. Allora qua, approvazione 81%. Come godo che libidine, libidine, libidine. Allora dobbiamo fare obiettivi per il prossimo video da fare. Anzi, potrei provare anche in questo le acque reflue. Aspetta un attimo, sistemiamo le acque reflue. No, adesso sono a posto. Eccole qua. Adesso sono a posto. Quindi diciamo che l'obiettivo è l'Empire State Building. Quindi accumulare money a Raffica, a New Firenze e a New Milano, ragazzi. Questo essere l'obiettivo perché dobbiamo fare per completare la campagna. Perché ormai insomma le cose le abbiamo fatte. Allora, voglio fare l'Empire. Facciamo l'Empire State Building in vero inglese e la Statua della Libertà. Quindi queste due cose e poi possiamo anche concludere la campagna. Il problema è che manca ancora tanto perché
anche la Statua della Libertà costa 575.000 euro. Poi ragazzi, più è fatto, perché onestamente non ci sono più tantissime cose da fare. La città è stata sfruttata, 110.000 abitanti all'incirca al massimo, perché lo spazio è quello che è. Sinceramente penso di aver fatto tutto. Poi chiaramente posso fare un'altra campagna e magari al posto di fare la culturale potrei andare, non so, magari quella di processori e fare l'elettronica, che mi ispira molto, anche se non è semplice. Però il Cumendone può fare tutto, ragazzi. Il Cumendone può fare tutto. Allora, 47.000, bene, adesso abbiamo un buon vantaggio, non mi arriva Ischei, non mi arriva. Qua il problema è solo questo, carenza di lavoratori, espandi la tua zona residenziale, la resi, che sbarmi, più di così. Cioè, sinceramente, che cazzo ho da fare? Vediamo se riesco magari qua. Ok. Buono. Vediamo se riesco a mettere un po' di casupole. Ok. Qualcosa ho messo. Qualcosa ho messo. Sì, sicuramente l'espansione sarà del cazzo, però accontentiamoci. Ok. Buono, buono, buono. Le acque reflue ancora problemi, ragazzi. Ancora problemi per le acque reflue. Non va bene, non va bene. Qua ancora in costruzione. Siamo in perdita perché non abbiamo più cosi commerciali. Ok, adesso però spostiamoci a New Firenze per costruire le acque reflue più grandi, per poter non avere più problemi con New Venezia. Buon ragazzi, abbiamo raggiunto 74.000 euro. Andiamo subito a fare le acque reflue o reflue, scegliete un po' voi ragazzi, scusate, ma il Cumendone è in ansia perché tra poco deve aprire la sorpresa dell'uovo di Pasqua e sono sono esaltato. Oddio. Allora, aspetta un attimo, non ho più spazio per fare una cappella, bene. Me lo fico in culo sto acque reflue, altro che... mi tocca metterlo qua. Mi tocca metterlo qua. Ok, vabbè, vecchio, che sbordo. Lo spazio è quello che è. Vediamo qua le radiazioni. Ufficio abbandonato. No, che sporo, perché? Pochi posti, lavoratori insufficienti, ai ai ai. Momento duro anche per New Firenze. Vabbè, adesso troviamo il modo. Vendersi. Ok. Dobbiamo sistemare un po' New Firenze, che non mi sembra presa proprio benissimo. Ok. Però d'altronde queste sono succursali, città un po' del cazzo fatte per aiutare New Venezia. Allora, boh. Andiamo a New Venezia. Adesso anche il discorso acque reflue è sistemato, secondo me. Ok, qua siamo in perdita. Però adesso, boh, ora questo, acque reflue. Non posso, perché non posso? Ho fatto la cagata? No, ho fatto la stronzata. Perché? Perché non sono collegate, forse? Ma com'è possibile? Boh, vabbè, forse non è in diretta, boh, non capisco. Vabbè, ragazzi, comunque il problema acque reflue a mio parere è risolto. Buono, ragazzi, allora adesso gli obiettivi sono questi: Empire State Building e Statua della Libertà. Ormai la campagna è verso la fine, perché tutte le cose le abbiamo fatte, ormai la città procede abbastanza bene, cioè più che altro non ho più possibilità di espandere le zone, perché qua ho occupato tutto ormai, quindi ecco, forse l'unico limite di questo gioco, ragazzi, è che purtroppo non ha delle mappe tanto grandi. Speriamo in qualche patch, in qualcosa, per avere delle mappe anche da 1 milione, 2 milioni di abitanti. Ragazzi, un salutone dal Cumendone veneziano, buona Pasqua, non mangiate troppa cioccolata e fate i bravi, e come sempre tanto fichi fichi. Ciao!